Se vogliamo salvare vite e liberarci dal virus è necessario provvedere alla vaccinazione di tutte le persone che hanno dei lavori a stretto contatto con altre persone, lavori di cura nel settore sociosanitario e anche nelle scuole. I bambini che non corrono dei rischi, però possono essere, i bambini e i ragazzi possono essere degli importanti portatori del virus nelle famiglie, dai nonni o dalle persone più fragili. Per questo è importante provvedere alla vaccinazione per tutto il personale e il sindacato unitariamente da questo punto di vista è d'accordo che si debba fare. L'appello del segretario provinciale della CISL Vicentina dunque, più che affidarsi al Green Pass, è quello di vaccinarsi. Un invito che comunque nel comparto scuole in Veneto è stato sostanzialmente già recepito. Secondo l'ultima ricognizione del Ministero della Salute, su un totale di circa 107.000 tra insegnanti, bidelli e tecnici, 94.000 circa hanno già assunto almeno la prima dose. L'invito a livello nazionale del commissario Figliuolo è di attuare in modo più proattivo la campagna di sensibilizzazione verso il personale che non si è ancora vaccinato. Lo stesso della direttrice generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, secondo la quale peraltro l'adesione al vaccino da parte del personale scolastico in Veneto era stata tale da non rendere necessario l'obbligatorietà. Ovviamente la decisione è stata presa sul livello nazionale considerando la situazione nazionale, soprattutto in alcune regioni. E peraltro diciamolo pure che l'applicazione delle eventuali misure, diciamo così, nei confronti di chi non ha il Green Pass sono misure abbastanza pesantine che dovranno essere adottate poi dalle scuole, quindi è meglio trovarsi in un contesto in cui la maggioranza, la stragrande maggioranza dei docenti e del personale della scuola è vaccinato.